Accende un mutuo in banca ma poi si ammala gravemente. Avrebbe diritto all'estinzione del finanziamento, ma la compagnia assicurativa non intende risarcirla aggrappandosi al fatto che una componente della sua invalidità è di tipo psichico. Protagonista della vicenda è una 39enne residente a Santa Maria di Sala che per far valere i suoi diritti si è rivolta a uno studio di specialisti. La donna, che nel 2011 aveva acceso un mutuo di circa 50.000 euro, ora si trova in enorme difficoltà e dovrà ricorrere alla giustizia. Mattinata da dimenticare per i pendolari che si muovono in treno sulla linea tra Venezia e Castelfranco Veneto. A causa di un guasto, infatti, il treno regionale 5704 con partenza da Venezia a Santa Lucia poco prima delle 7 ha accusato un guasto all'altezza di Spinea, un contrattempo che l'ha inevitabilmente fermato sui binari, mettendo in difficoltà a cascata anche il resto del traffico ferroviario. Il convoglio diretto nel Trevigiano ha raggiunto la stazione di Noale con 70 minuti di ritardo, riuscendo poi a continuare la propria corsa. Nel frattempo però RFI è stata costretta a rimodulare il servizio, 4 le cancellazioni, numerosi i treni in ritardo. Confcommercio Ascom Venezia avverte: alcuni malviventi hanno elaborato un sistema di truffa specializzandosi in particolare nei negozi di moda. Le segnalazioni sono pervenute all'associazione direttamente da alcuni operatori commerciali vittime dei tentati raggiri messi in atto da parte di falsi controllori di estintori. Il meccanismo è lo stesso, rodato. Una persona si presenta in negozio sotto le mentite spoglie di dipendente della ditta incaricata alla manutenzione e dal controllo degli estintori, simulando una specie di revisione anche perché effettivamente sarebbe prevista per legge ogni anno. La truffa si conclude nel momento in cui il falso controllore compila una finta ricevuta per la prestazione mettendo l'operatore commerciale nelle condizioni di dover pagare. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti stavano controllando l'area dei giardinetti di via Piave e piazzale Bain Sizza. Il giovane, 18 anni, alla vista dei poliziotti ha tentato di far perdere le proprie tracce ma è stato intercettato e fermato. Durante la perquisizione in questura sono saltati fuori 22 involucri di eroina per un totale di circa 15 grammi, un grammo circa di marijuana, oltre a 240 euro in contanti.